Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Nuova colazione insieme questa mattina con Claudia Saggion, centrocampista del Chievo Women. Buongiorno Claudia. Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti. Allora, da dove partiamo? Ti faccio la classica domanda che si fanno alle ragazze, perché hai cominciato a giocare a calcio? Una domanda che forse non ha più senso, però che penso te la sentirai fare ancora, no? Allora sì, me la sento fare da una vita, quindi la risposta è forse diversa dal solito, ma ho iniziato a giocare a calcio perché penso sia stata una cosa innata. Nessuno mi ha detto cosa fosse il calcio. Io vedevo solo questi bambini correre dietro questo pallone, non sapevo nemmeno le regole e io ho saputo sin da subito che era quello che volevo fare, lo sentivo dentro di me e la mia famiglia mi ha lasciato libera di scegliere e niente, a 4 anni avevo, sono andata subito a giocare in una squadra di maschietti. Allora, altra domanda classica, che cos'è che ti ha attratto, di questo sport? Ah, è difficile rispondere a questa. Non lo so, sinceramente. Io mi sentivo attratta proprio da questo campo, dall'obiettivo di questo sport, dalla sfida che poi si creava tra me e tutto il resto, perché comunque ero una femminuccia in mezzo a tanti maschi, i pregiudizi poi erano tanti. E niente, è stata una scelta di cuore. Di cuore? Beh, che tante volte il cuore fa fare le scelte quelle più sagge, quelle più giuste. Ecco, tu hai iniziato, dicevi, a 4 anni, così, perché hai avuto questa attrazione. Ora sei, centrocampista, giochi da quest'anno nel Chievo Women. Se ti guardi indietro, penso che di strada, ne vedi di strada dietro di te, ma ne hai altrettanta da fare. Certo, sì, ormai sono 20 anni, 21, 22 che gioco e è la mia vita. Io non potrei immaginare la vita ad oggi senza calcio e per me è quello che mi spinge ad alzarmi la mattina e a fare tutto quello che faccio, che sia prendermi cura di me, che sia pormi un obiettivo e volerlo raggiungere, ecco. Ma allora, poi sai, il calcio, per i maschietti, soprattutto Serie B, Serie A, è una fonte di guadagno. Qui, si apre la grande, discussione su come il calcio femminile sia ritenuto un calcio, ehm, di serie B, passami il termine, anche se forse non è giusto dire così, e quindi con meno attenzione, meno, soldi e meno anche, quello che è tutela per le calciatrici. Allora la domanda, poi arriviamo a quello che ti ho detto: è solo la passione che ti spinge? È il voler raggiungere un obiettivo che magari per alcuni è, così utopico, no, una ragazza che gioca in Serie A. Ecco, questa però è una sfida giornaliera per te. Assolutamente sì, il calcio negli anni poi femminile è cresciuto tantissimo, è cambiato tantissimo. Io ho visto proprio ho vissuto il passaggio da dilettantismo a professionismo e ad oggi si guadagna, si può guadagnare, certo dipende dalla categoria, dalla squadra, ci sono tanti fattori, però io sono nata con la passione e quella nel momento in cui verrebbe a mancare penso che sarebbe la fine perché comunque è un lavoro vero e proprio ad oggi e sarebbe duro andare avanti senza passione perché comunque si fanno tanti sacrifici e ognuna di noi
studia, o almeno quasi tutte, o comunque hanno qualcos'altro, perché in Serie B ancora oggi in pochi riescono a mantenersi solo con il calcio o comunque a costruirsi un futuro, quindi c'è quasi sempre una vita parallela al di fuori del campo, ecco. E la tua vita parallela cos'è fuori dal campo? Allora, io come sono stata guidata nello sport dalla passione, vivo anche la mia vita al di fuori così. Sono laureata in lingue e però da quest'anno ho intrapreso un'altra strada e ho iniziato a studiare nuovamente e seguo l'indirizzo di scienze motorie sempre all'università e niente, ho sentito quest'anno che volevo fare questo perché comunque è un ambiente in cui vivo e in cui vorrei costruirmi un futuro, quindi vediamo come andrà. Beh, le due lauree si sposano perfettamente, no, scienze motorie e lingue, quindi magari diventare un insegnante, una, istruttrice, un'allenatrice, anche all'estero potrebbe essere una bella esperienza. Certo, sicuramente la mia laurea in lingue mi aiuta in tutti gli ambiti della vita e sono super fiera di esserci riuscita. Come sta andando quest'anno con il Chievo? Era un po', no, leggevo nelle varie interviste che ti seguiva, il Chievo, quest'anno si è concretizzato questo passaggio. Come ti trovi? Sì, la società mi corteggiava da anni, io sono felicissima di aver fatto questa scelta perché è un ambiente veramente sano dove le pressioni sono quelle giuste, né troppe né troppo poche. E l'obiettivo è comunque quello di riuscire a fare sempre meglio dell'anno precedente e noi siamo una squadra stata costruita da zero per vari motivi e le prime partite giustamente e normalmente non ci conoscevamo, quindi magari facevamo un po' più fatica rispetto alle altre squadre, però lo staff che abbiamo è veramente valido e ad oggi siamo secondo me una delle squadre da battere. Siete una squadra da battere, i risultati, insomma, la classifica è assolutamente buona, poi è anche un girone particolare, un campionato particolare con il derby. Il derby lo sentite, beh, ovvio, è un derby e non si può Certo. dire che sensazioni provi quando scendi in campo per un derby come quello di Verona, che poi è molto particolare. Sì, per me quest'anno è stato il primo derby di Verona e sfortunatamente ero anche fuori per un infortunio, però l'aria che si respira nel preparare queste partite è sempre diversa e l'obiettivo si sa è quello di vincere. C'è stato un pareggio che comunque è stato giusto, però vedremo al ritorno. Eh beh sì, c'è il ritorno e insomma son partite particolari. E anche perché insomma il Chievo Women è l'unico, riferimento a un Chievo, che negli anni ha scritto delle pagine importanti di storia del calcio, italiano. Portare questo nome, com'è per voi? Che sensazione anche lì avete? Guarda, io ho sempre seguito tantissimo il calcio maschile e ricordo quando ero piccola il magico Pellissier e quindi quando si scende in campo con questa maglia c'è sempre quel ricordo forte e noi siamo onorate che comunque la squadra femminile ci sia e, e comunque spingiamo a crescere per il futuro che il Chievo merita. Senti, hai detto studio, calcio, nel tempo libero cosa ti piace fare? Se te ne resta di tempo libero. Allora, è difficile perché comunque nel tempo libero si cerca sempre magari di svagarsi un po', però quando si è atleti
la testa non molla mai quello che è l'obiettivo. Quindi a me piace rimanere tranquilla, andare al cinema, uscire a cena, non mi piace fare niente di che, magari visitare, quello sì, perché comunque il calcio ti porta a girare molto. Quindi se c'è la possibilità magari di fermarsi dopo una trasferta, che sia Roma, che sia Milano, che sia Napoli, è quello il bello del calcio anche. E questo calcio femminile, l'abbiamo detto, è cresciuto, soprattutto bisogna essere onesti per quanto riguarda la Serie A, perché la Serie B è ancora un passettino indietro. È un'evoluzione che negli ultimi 10 anni, insomma, è stata importante, c'è ancora da fare parecchio. C'è ancora da fare tanto, però per chi l'ha vissuto è già stato fatto veramente un salto importante. Adesso per una ragazzina che cresce il futuro può essere veramente un'opportunità da cogliere. Forse nemmeno loro si rendono conto della fortuna che hanno, però giocare in certe squadre, secondo me, deve essere veramente una bella soddisfazione in tutti i campi. Senti, hai una campionessa o un campione anche per modo di giocare a cui ti sei ispirata o ti ispiri? Allora, sì, sia nel calcio che al di fuori. Mi piacciono gli sportivi con la mentalità da atleti. Posso farti un esempio che magari è quello di Sinner, il Sì, più molto calzante, molto quello calzante. esatto, ma come calciatore per me il più forte, se me lo chiedi, secondo me è Messi, però non si può negare che una mentalità come quella di Cristiano Ronaldo o al di fuori come Michael Jordan, sono quelli gli sportivi che ti spingono a crescere. C'è qualcosa che non ti piace del calcio? Allora, sì, quando si raggiungono certi livelli, ci si accorge che a volte si è solo un numero. Quando si è un atleta di alto livello, la prestazione è importante, se quella manca si fa presto a essere fatti fuori, però questo è giusto che ci sia, è uno stimolo per continuare a crescere assolutamente. E lo sport può essere ancora un momento di, come dici tu, di crescita anche per i più giovani. Insomma, c'è abbandono della pratica sportiva, questo è innegabile, però io credo che soprattutto gli atleti come te, come i tuoi compagni di squadra, come i campioni affermati devono essere un esempio per i più giovani, un esempio non solo per puntare alla vittoria, che ovviamente è un obiettivo, si scende in campo per vincere, è inutile dire il contrario, ma anche per una pratica sportiva che ti aiuti a crescere sano a 360 gradi. Assolutamente sì, sicuramente lo sport ti impiega del tempo, ma te lo impiega in modo positivo, perché comunque magari ti salva da certe situazioni che siano al di fuori del campo, ti fa crescere, ti insegna a non mollare mai. Io adesso sono fuori per un infortunio e è facile abbattersi. Però è proprio in questi momenti, quando le cose non vanno come vorresti, che lo sport ti insegna ad andare oltre. Senti, tra qualche anno, l'abbiamo detto, no, hai una laurea, adesso ne prenderai sicuramente un'altra. Ehm, Cosa ti piacerebbe fare nello specifico? Portando anche la tua A me, esperienza di campo, portando anche quella che hai maturato in campo come esperienza. certo, a me piace molto il lato tattico del calcio e mi piace osservare, mi piace ehm, capire
quello che deve ancora succedere, capirlo Quindi prima del mio anticipare, avversario, anticipare. anticipare. Esatto. Quindi mi piacerebbe lavorare magari come match analyst, comunque lavorare più sulla testa dell'atleta, E perché quella fa la differenza alla fine. e come si allena la testa di un atleta? Prima di tutto deve volerlo l'atleta. Eh beh. E secondo me le figure dello staff sono fondamentali per un atleta e riuscire a mantenere la motivazione alta, riuscire a mantenere l'atleta curioso, interessato è veramente importante. E come lo tieni curioso un atleta? Perché poi dopo in uno sport, soprattutto ad alti livelli, c'è il rischio che diventi tutto una routine, no, tutto un loop continuo. Ecco, perché non diventi così bisogna trovare, certo, ognuno deve trovare le motivazioni dentro di sé, penso sia la base, però anche l'allenatore, il tecnico, l'accompagnatore in questo caso, colui che segue, anche a livello, societario, la squadra devono trovare ogni tanto quelle chiavi giuste per tenere sempre l'atleta al massimo, la persona al massimo, non solo l'atleta. Penso che la chiave sia l'aggiornamento costante. Quando un atleta scopre qualcosa che prima non sapeva, dice: "Okay, allora ho ancora qualcosa da imparare". E farlo quotidianamente, ehm, è fondamentale perché, ad esempio, io adesso che ho questo infortunio con il mio preparatore, sto lavorando su, parti del corpo mie in una certa maniera, ehm, di cui io non sapevo niente, non sapevo perché dovevo fare quella cosa fatta così, per prevenire, per, fare una prestazione migliore. Queste cose sono importanti da sapere poi. Quindi anche un infortunio può essere un momento, di crescita per un atleta, non solo un momento Mh, sfortunato. assolutamente sì, sì. Senti, ultima domanda, anche qui forse banale perché tante volte, te l'avranno posta, però è anche un momento di riflessione, la parità di genere. Se ne parla tanto, a volte viene anche un po', inflazionata, no, come tematica. Ecco, partendo dallo sport, dove si può arrivare? Nel senso che lo sport è proprio l'esempio di come non ci sia ancora una parità, di tutela, come dicevo prima, ma anche di interesse e anche di gratificazione, tra uomini e donne. Cosa si può fare e da dove si può partire secondo te? Io penso che il punto di partenza sia sempre l'educazione. Educare una persona a per esempio, io ho sempre questa frase in mente: non ci si può aspettare che un asino corra quanto un cavallo". Non sempre paragonare l'uomo alla donna è giusto. Non ci si può aspettare una prestazione fisica, di una donna pari a quella dell'uomo. Il calcio femminile è calcio femminile ed è calcio. Ci sono le qualità e i difetti, come ci sono nel calcio maschile, ma sempre di calcio si tratta. Lo sport è quello. Poi che ci siano delle differenze tra uomo e donna, assolutamente sì. Il resto eh, il E e resto a livello economico io n non so nulla, quindi preferisco non parlarne. ed è anche, secondo me, la bellezza è proprio nella diversità, cioè la diversità deve essere un momento di distinzione e anche di, caratterizzazione, perché lo sport femminile, il calcio femminile è magari più lento, meno fisico, anzi magari lo è, sicuramente è un po' più lento, è meno fisico,
del maschile, però ci sono delle cose magari a livello tecnico, a livello di anche tattico, che insomma sono penso allo stesso livello del maschile e così in tutti gli altri sport. Certo, assolutamente. Senti, ultima domanda. Quest'anno dove può arrivare il Chievo? Prima, anzi non è proprio l'ultima, e poi, dove ti vedi, la prossima stagione? Sei ancora con il Chievo? Se ti piacerebbe fare uno step in più, ci pensi alla Serie A? Allora, prima parliamo del Chievo. Ecco. Il Chievo pensa partita dopo partita. Noi il nostro obiettivo in questo momento è prendere la squadra che ci sta sopra. Una volta agganciata quella, pensiamo ad agganciare l'altra. Noi certo puntiamo ad arrivare sicuramente tra le prime 4, questo non lo neghiamo, però uno step alla volta, non c'è questa pressione, non abbiamo fretta, ecco. Per quanto riguarda me, invece, io a Chievo sto bene, non mi fanno mancare niente, non mi manca niente. Sono felicissima dello staff che ho, della società che ho. Certo, se arriverà mai un'offerta dalla Serie A, penso che nessuno potrebbe mai dire di no, però questo lo si vedrà. Io sono felice dove sono ora, penso al qui ed ora. Bene, Claudia, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ti auguro bocca al lupo anche per il recupero di questo infortunio, per ritrovarti prossimamente in campo ancora più forte di prima. Ti auguro una buona proseguimento di giornata e di stagione, poi ci vediamo prossimamente sui campi. Grazie ancora a Claudia Saggion, centrocampista del Chievo Women. Grazie mille a te e a tutti voi per averci ascoltati.